Il 16 novembre abbiamo sottoscritto definitivamente il contratto nazionale delle autonomie locali. L'incremento medio sarà di 100 euro per 13 mensilità, compresa la quota che andrà a incrementare il fondo della produttività. Gli arretrati degli anni 2019, 20 e 21 saranno erogati nel mese di dicembre e saranno soggetti a tassazione separata, cioè la media della tassazione dei 2 anni precedenti, mediamente il 25%. Questo contratto risolve finalmente problematiche ventennali, come ad esempio il pagamento della festività infrasettimanale dei lavoratori turnisti. Questo contratto ha contenuti di grande civiltà. Finalmente abbiamo eliminato il limite alle giornate che un lavoratore può restare a casa senza avere nessuna ripercussione, compreso il periodo di comporto, per tutti i lavoratori che hanno delle patologie serie e sono soggetti a terapia salvavita. Lo smart working non sarà più una gentile concessione da parte della dirigenza, ma è un istituto contrattuale normato, preciso e che dà diritto alla disconnessione. Stiamo già predisponendo le piattaforme per il prossimo rinnovo contrattuale. Noi non ci fermiamo a questo.